È lunedì 6 maggio, buon pomeriggio da Anteprima Corner, ci ritroviamo anche questo lunedì per tracciare un bilancio per quello che è stato il fine settimana calcistico. Chiaramente parleremo di calcio giocato soltanto per il Palermo, mentre invece per Catania ci proiettiamo ai playoff per il Messina, su quello che può essere il futuro diciamo anche dello staff tecnico, e vedremo chiaramente le ultime novità con Sergio Colosi. Ma intanto cominciamo dal Catania, che sta godendo di qualche ora di riposo in questa giornata. Ieri ha fatto anche una sgambata, un test match al Massimino per testare chiaramente la condizione in vista dei playoff. Parliamo di questo con Alessandro Vagliasindi. Buongiorno Alessandro. Ben trovato Angelo. Allora Alessandro, un Catania che sta cercando in qualche modo di recuperare la condizione fisica intanto e trovare anche la giusta concentrazione per quello che è poi un altro torneo, cioè un mini campionato, quello degli spareggi. Le immagini che stiamo vedendo si riferiscono proprio all'allenamento di ieri, che si è concluso poi con un test match con l'Aci Sant'Antonio, e sono tratte proprio dai profili social ufficiali del club del presidente Pelligra. Alessandro, vediamo allora questo Catania come si avvicina, come si approccia il Catania ai playoff. C'è ancora più di una settimana di lavoro prima che il Catania vada in campo comunque. Angelo, sicuramente due notazioni. La prima è che non credo che gli altri 27 club che parteciperanno ai playoff abbiano un preparatore atletico della bravura di Giovanni Petralia, e questo sicuramente è un vantaggio per il Catania. È anche vero che però Petralia certamente non ha una bacchetta magica, sta facendo un lavoro specifico, mirato, proprio per questo potenziale tour de force che attende il Catania, ed è un professionista della cui bravura non c'è bisogno di sottolineare ulteriormente, perché il curriculum parla per lui. L'altra notazione diciamo negativa è il fatto che ieri nella formazione che ha affrontato la Sant'Antonio non c'era Sturaro, considerato che i giocatori impiegati ieri da Zeoli erano tutti giocatori con meno minutaggio in campionato, giocatori magari reduci da stop, reduci da impiego part-time, e il fatto che non ci fosse Sturaro chiaramente ha fatto un attimino drizzare le antenne, e ci risulterebbe che Sturaro si sia fermato nuovamente, e quindi la sua assenza ieri è figlia di un altro stop di carattere fisico, e quindi questo in qualche modo aumenta le difficoltà di Zeoli nella possibilità di avere dei reparti in vista ai playoff ricchi di alternative. In questo momento forse il reparto più ricco di alternative è il reparto arretrato, anche per la duttilità di Quaini. L'attacco tutto sommato ha i suoi riferimenti, a centrocampo continua a essere una coperta corta, e quindi, considerato che Teio sicuramente non ha molti minuti sulle gambe, lo stesso dicasi per Endoi, magari ne ha qualcuno in più rispetto a Teio, ma se fosse confermata questa indisponibilità di Sturaro, è chiaro che è un reparto che veramente ha delle scelte quasi obbligate per Zeoli, e nell'ottica di un potenziale tour de force questo può essere un problema. Detto questo, chiaro che il Catania ci è arrivato ai playoff per il rotto della cuffia, come abbiamo già detto, è della serie tutto quel che entra è di guadagnato. Adesso c'è solo da lavorare bene in questi ultimi giorni prima del 14, e poi attendere giorno 12 il sorteggio per sapere contro chi giocherà il Catania nel primo turno del playoff nazionale, con la prima gara il 14 in trasferta e poi il 18 in casa al Massimino. Alessandro, ti interrompo brevemente prima di vedere alcuni quadri che abbiamo sistemato, mi riferisco a delle slide.
in questi giorni ci sono stati dei movimenti importanti in casa Catania. Primo fra tutti il rinnovo, il prolungamento di Castellini per quanto riguarda la rosa e il campo, e poi invece l'arrivo di un responsabile, di un direttore del marketing. Tutto questo perché si sta ridisegnando anche il quadro dirigenziale di questa squadra, di questa società. Sì, sicuramente l'ingresso di Salvino Sinatra nel comparto marketing è un ingresso significativo per lo spessore del professionista, professionista che ha uno storico di un certo tipo, persona molto intelligente, che ho avuto anche il piacere di conoscere nell'altra veste che ricopriva prima appunto di accettare l'incarico affidatogli da Grella, e penso che abbia tutte le carte in regola per far salire esponenzialmente questo comparto, che è un comparto importante perché significa poter attingere a sponsor, a nuove partnership, anche il potenziamento magari dei Catania Store, tutta una serie di punti del suo mandato che secondo me Sinatra raggiungerà perché ne ha le capacità. Sotto il profilo invece dirigenziale, ma sul comparto strettamente tecnico, posso aggiornare quella che è diciamo, la trattativa, se così possiamo definirla, tra il Catania e Francesco Palmieri, in uscita al Sassuolo. È stato il factotum del settore giovanile del Sassuolo prima del Parma. Palmieri ha già comunicato all'amministratore delegato del Sassuolo Carnevali che ritiene esaurito il suo rapporto con il Sassuolo perché vuole iniziare una carriera da dirigente di prima squadra, e i contatti con Grella si susseguono. Sembra che questa trattativa abbia possibilità per andare avanti e poi eventualmente per arrivare a una conclusione che chiaramente in ogni caso verrà rimandata alla fine dei playoff del Catania, ma che in questi giorni registra ulteriori contatti. Ti dico, Angelo, incidentalmente, che un noto dirigente calcistico che lavora in Serie a microfoni spenti mi ha definito Palmieri un fuoriclasse, cioè è un professionista che potenzialmente può diventare uno dei dirigenti di riferimento del calcio italiano del futuro. Quindi te la riferisco per come mi è stata detta. Ovviamente da qui a dire che Palmieri sarà il nuovo direttore sportivo del Catania ce ne corre, ma diciamo ci sono tanti indizi che portano a questa trattativa, che la spingono in avanti. Vediamo per quanto allora, riguarda invece il rinnovo, il prolungamento di Alessio Castellini, diciamo che è un segnale. Ritengo che oltre il prolungamento Castellini abbia ottenuto giustamente un adeguamento del suo trattamento economico, ma che comunque bisogna tutto proiettarlo alla fine della stagione, all'inizio del calciomercato, perché riteniamo che Castellini possa essere un oggetto del desiderio di club di serie superiore, e che se così fosse è in presenza magari di un'offerta molto importante, magari si possa anche arrivare alla valutazione di un futuro lontano da Catania per Castellini. In questo momento non è così, Castellini in questo momento è un punto fermo del Catania, ben venga questo prolungamento e probabilissimo adeguamento del contratto di Castellini, ma dobbiamo ovviamente valutare il tutto fra un mesetto circa. Allora, abbiamo un paio di minuti ancora, diciamo 2 o 3 minuti.
E vediamo queste grafiche che abbiamo preparato. Parliamo di playoff, anzi no, facciamo i migliori marcatori del Catania, così archiviamo la stagione e poi ci proiettiamo a quelli che sono i playoff. I migliori marcatori sia in campionato che in Coppa Italia, sì, messi insieme, giusto? Il totale dei numeri che vedete accanto a ciascun giocatore è riferito alle realizzazioni complessive tra campionato e Coppa Italia. Possiamo vedere come appunto il nome di Castellini figuri sul podio di questa lista, soprattutto ricordiamo il gol in Coppa Italia con Rimini, il gol del 2-0, che ha un valore inestimabile perché è di fatto il gol che consente al Catania di poter disputare oggi i playoff. E poi altri marcatori, in segno meno complessivo per quello che è l'entità delle realizzazioni per quanto riguarda le prestazioni di Samuel Di Carmine e Cosimo Chiricò. Magari questi due numeri, 10 per Di Carmine e 6 per Chiricò, potevano essere dei buoni numeri se magari valutati alla fine del girone d'andata del campionato, non come bilancio complessivo del campionato più la Coppa Italia. Sicuramente invece positivi i dati relativi a Pietro Cianci, che è il giocatore più affidabile del reparto offensivo in questo momento, ha messo insieme 5 realizzazioni insomma in poche partite, perché alcune le ha saltate per infortunio. Anche il rendimento complessivo di Emanuele Cicerelli, altro nuovo arrivato a gennaio, è sicuramente un rendimento positivo, e quindi c'è un po' il chiaroscuro della stagione del Catania in questa schermata. Allora vediamo la prossima, quella che si riferisce al primo turno che scatta di fatto domani, che è la fase, diciamo, quella a gironi, quando le squadre giocano all'interno proprio del proprio gruppo di campionato. I 3 gironi sono A, B e C. Sì, esatto, chiaramente è risolto l'enigma Rebus Taranto con rigetto e ricorso, non è cambiata la classifica del girone C, quindi è rimasto terzo il Benevento, quarta la Casertana e quinto il Taranto. Ecco perché nel dettaglio potete vedere il girone C, il Taranto da quinta classificata affronterà il Latina, il Picerno affronterà il Crotone, il Cerignola e il Giuliano. Negli altri gironi Atalanta Trento, Legnago Lumezzane, Giana Provercelli, Gubbio Rimini, Pescara Pontedera, Juventus Arezzo. Cosa possiamo dire, Angelo? Possiamo dire che sono confronti sull'arco dei 90 minuti, gare secche. Al termine dei 90 minuti, se ci fosse un risultato di parità, passerebbe la squadra meglio classificata, quindi tutte le squadre alla sinistra della schermata passerebbero il turno. Quindi sarebbero 3 squadre che passano il turno per girone, 9 complessivamente, a cui per quanto riguarda il secondo turno del playoff del girone, l'11 maggio si andrebbero ad aggiungere le 3 quarte classificate, una per girone, quindi la Triestina, il Perugia e la Casertana. Quindi diventerebbero 4 squadre per girone che si andrebbero ad affrontare su 2 confronti. Le vincenti di questi 2 confronti, che hanno gare che hanno la stessa formula del primo turno, cioè al 90° parità passa la meglio classificata, accedono poi al playoff nazionale. E quindi 6 squadre avanzeranno dopo il secondo turno del girone al playoff nazionale. Di queste 6 squadre una sarà testa di serie insieme alle 3 migliori terze e al Catania quale vincitrice della Coppa Italia. Quindi saranno 5 teste di serie, la quinta testa di serie uscirà dal secondo turno del girone e diventerà testa di serie la squadra miglior classificata. Ora, in questo momento, se guardiamo la proiezione del secondo turno del girone, le 3 quarte, che sono Triestina, Perugia e Casertana, hanno una differenza di punti durante il campionato che mettono prima tra le quarte classificate la Casertana, che ha conquistato 65 punti contro i 64 della Triestina e i 63 del Perugia. Quindi se il pronostico nel secondo turno del girone fosse rispettato, quindi col passaggio del turno di queste quarte classificate, la Casertana sarebbe testa di serie, sarebbe la quinta testa di serie, e quindi è una delle squadre che il Catania non potrebbe affrontare in quanto testa di serie nel primo turno del playoff nazionale. Benissimo, Alessandro, approfondiremo questi ragionamenti chiaramente stasera
nel corso di corner dalle 20:45 su Telecolor. Ricordiamo che sarà nostro ospite l'attaccante rosso-azzurro Rocco Costantino. Alessandro, ci fermiamo qui per il momento con il canale. Ci sentiamo e ci vediamo più tardi. Grazie, noi ci fermiamo per una breve sosta. Fra poco attiveremo i collegamenti con Palermo e con Messina. Marco Gullà e Sergio Colosi, restate con noi. Eccoci di nuovo in studio, adesso come anticipato andiamo a Palermo da Marco Gullà per parlare ancora una volta di delusione in casa Palermo. Anche ieri la formazione di Michele Mignani non è riuscita a ritrovare la vittoria, una vittoria che manca ormai di fatto da 2 mesi. L'ultima era il 9 marzo, se non ricordo male, contro il Lecco. Abbiamo Marco, eccolo qui. Marco, dicevo degli stenti in questo momento in casa rosanero, con Mignani che non solo non ha mai vinto da quando è arrivato sulla panchina del Palermo, ma diciamo ha appesantito, passatemi questo termine, la classifica dei rosanero, che adesso sono lì in bilico per il 6° posto. La stiamo vedendo la classifica. Sì, Angelo, come sempre la tua fotografia è abbastanza perfetta. Ti dico che il momento è abbastanza delicato, lo vediamo anche dalla classifica. Tu pensa che il Palermo, a parte che non vince da 12 partite, con Mignani non ha mai ottenuto un successo, soltanto pareggi e sconfitte, ed è lì anche per essere sorpassato da Sampdoria e Brescia qualora non arrivasse una vittoria nell'ultima partita che il Palermo dovrà giocare venerdì sera sul campo del Sud Tirolo. E non è una gara facile per 2 motivi. Uno, perché comunque in Serie B non ti regalano certamente i 3 punti, e quindi il Sud Tirol, al di là del fatto che è una squadra che non ha mai più nulla che dal campionato, certamente insomma non scenderà in campo con l'infradito. Secondo aspetto è il momento del Palermo, il momento di forma. La squadra ha dei momenti importanti, dei momenti di up, come ad esempio il primo tempo di ieri, ma ha tanti momenti di down, come la ripresa, ma soprattutto anche come gestione del risultato. E anche ieri è successo un film rivisto con appunto il Palermo in vantaggio per 2 volte e poi raggiunto altrettante volte dagli avversari. Una partita assolutamente che andava messa in ghiaccio. Tra l'altro il Palermo, dopo aver ottenuto il 2-1, ha avuto anche diverse occasioni proprio per segnare il 3-1 e quindi per ipotecare poi quello che sarebbe stato il 6° posto. Ha sbagliato un clamoroso gol Soleri poi nel finale, e subito dopo la legge del gol, che è ancora in vigore ai Palermo, è arrivato dopo il gol sbagliato da Soleri appunto il pareggio della formazione marchigiana. E quindi adesso tutto in 90 minuti, tutto nella partita contro il Sud Tirol, e cambia molto in classifica dal 6° al 7° posto. Ricordiamo, il 6° posto consente al Palermo di giocare in casa la classifica nel playoff. frattempo. Chiedo alla regia di rivederla un attimo la classifica, perché le distanze ormai si sono assottigliate, +1 sulla Samp, +2 sul Brescia, e bisogna stare veramente attenti. E infatti ti dico che al 7° posto, se il Palermo dovesse essere 7°, quindi essere sorpassato dalla Sampdoria, giocherebbe la prima dei playoff a Genova contro la Sampdoria e dovrebbe vincere per passare il turno. Se dovesse invece arrivare 6°, avrebbe la possibilità di giocare in casa e invece approfittare anche del pareggio dopo comunque anche i tempi supplementari per ottenere appunto il ticket per le semifinali. Quindi cambia molto, cambia moltissimo, ecco perché il 6° posto è così ambito. Bene, io direi di sentire anche le parole di Mignani, che era già teso nel prepartita quando ha presentato la gara. Ieri nel post ha cercato di giustificare la sua squadra, però mi pare che alcune caratteristiche di questo gruppo non si riescono ad eliminare, caratteristiche negative. Comunque sentiamo Mignani. Errori, volendo ne possiamo trovare più di uno, perché l'ideale sarebbe stato chiudere la partita magari con un 3° gol. Abbiamo avuto 2 o 3 situazioni che potevamo sicuramente gestire meglio, e anche abbassarsi troppo non era quello che volevamo, cercavamo di essere aggressivi, però poi nei minuti di recupero salta tutto, salta l'organizzazione. Non abbiamo rischiato moltissimo, abbiamo preso qualche palla inattiva.
Veramente oggi le parole sono poche, perché sicuramente non è stata una partita bellissima da parte nostra, però è stata una partita di cuore in un momento dove avevamo bisogno di raccogliere qualcosa per riacquistare morale, per riacquistare la fiducia che secondo me meriteremmo anche dopo, perché stiamo raccogliendo, io credo, meno di quello che avremmo meritato, quindi prendere gol così alla fine dopo una partita di sofferenza e sacrificio da parte di tutti, i ragazzi sono stati bravi e dispiace a morire, dispiace per tutti e bisogna essere più forti, bisogna andare sopra, bisogna andare oltre e ci sono altre parole su questo aspetto. Allora, queste le dichiarazioni di Mignani. Per chiudere questo nostro collegamento con Anteprima Corner, Marco, ti chiedo, i tempi sono molto stretti perché venerdì, hai detto prima, si torna di nuovo in campo, la partita complicata. Ranocchia come sta? La domanda che ti faccio è questa, perché mi pare che questo ragazzo, allora, quando c'è Ranocchia in campo c'è un Palermo, non appena Ranocchia non c'è più, il Palermo si trasforma in negativo, ripeto. E infatti quando è uscito Ranocchia ieri il Palermo poi ha iniziato ad abbassarsi anche come tattica, soprattutto anche nel baricentro, e ha subito poi il gol del 2-2. Fino a quando c'era il Palermo invece con Ranocchia in campo era un'altra squadra, era un Palermo sicuramente più intraprendente, una squadra un po' più elastica. Il Palermo ha già ripreso gli allenamenti in vista proprio della gara di venerdì, ovviamente da valutare le condizioni di Ranocchia. Ancora il Palermo non ha comunicato qual è l'entità dell'infortunio che ha rimediato il calciatore appunto durante la partita contro l'Ascoli. Ovviamente si spera che non sia un infortunio grave come l'ultimo, che lo ha tenuto fuori per circa un mese. In quel mese il Palermo ha perso tantissimo, infatti, tanta qualità. Bene, grazie. Allora a Marco Gullà ci racconterai di questo avvicinamento alla partita con il Suttirò, che è l'ultimo, diciamo, avversario della regular season. Lo farai nel corso dei nostri telegiornali e ci darai notizie anche delle condizioni fisiche di Ranocchia. Buon pomeriggio a te. Marco, da Palermo andiamo a Messina per sentire Sergio Colosi e lo vediamo anche. Buon pomeriggio Sergio. Ciao Angelo, buon pomeriggio. Con te non parliamo di campo, ma parliamo di quello che aspetta adesso il Messina. Adesso c'è stato il rompete le righe, sicuramente si deve cominciare però a programmare la prossima stagione. E da dove si ricomincia? Si ricomincia come sempre dall'allenatore, dai quadri tecnici, per poi pensare chiaramente a fare la campagna acquisti. A che punto siamo lì a Messina? Sì, i calciatori hanno svolto comunque qualche altra seduta di allenamento, ce ne sarà qualcuno anche nel corso di questa settimana, ma quello che interessa ai tifosi ovviamente è il futuro. Innanzitutto il futuro societario non è in discussione, per buona pace di tutti. Non so se questa poi, a seconda dei punti di vista, sia o meno una bella notizia per i tifosi del Messina, però Pietro Sciotto 8.0 sarà alla guida del Messina per il suo 8º campionato consecutivo. Questo è un punto di partenza. L'altro punto di partenza, l'anno scorso ricordiamo invece tutte le varie vicende che ci furono, un altro punto di partenza è l'iscrizione che si dà per scontata dopo le problematiche dell'anno scorso, perché quest'anno la stagione del Messina comunque è stata piuttosto positiva anche sotto l'aspetto economico, se paragonato poi ai risultati che sono stati ottenuti. Il primo nodo riguarda l'allenatore Giacomo Modica, che si è incontrato a Spadafora nei giorni scorsi e poi ieri durante i Gea Virtus Reggio Calabria a Barcellona Pozzo di Gotto. È stato con il presidente del Messina e le due parti sono abbastanza vicine per siglare, per rinnovare il contratto. Il tutto potrebbe avvenire nell'arco di questa settimana, però ci sono delle notizie positive in questo senso, che le parti sono riavvicinate dopo un leggero distacco nelle scorse settimane. Ancora più semplice dovrebbe essere la riconferma del direttore sportivo Domenico Roma, che domani sarà a vedere l'incontro playoff tra Pricerno e Crotone, e in tutto questo viaggio nel prossimo campionato il presidente Pietro Sciotto potrebbe essere accompagnato da uno sponsor importante che potrebbe acquisire delle
delle quote, che già è stato sponsor quest'anno, cioè Immacolato Bonina, ex presidente dell'Igea Virtus negli anni trascorsi. Ricordiamo che il Messina ha 5 calciatori però soltanto in organico, uno di questi è Mausso che piace al Trapani, Salvo e Frisenna vorrebbero fare un salto di qualità, hanno anche cambiato procuratore ma sono entrambi sotto contratto, e poi completano questo quadro Franco e Manetta. Per il resto è una rosa tutta da strutturare, da sistemare. Sergio, se non hai altri aggiornamenti sul fronte Messina, ci chiaramente aggiorniamo alla prossima settimana, perché ricordo che anche lunedì prossimo saremo presenti con Anteprima Corner e con Corner poi la sera. In ogni caso ci sono i telegiornali nel corso dei quali tu ci potrai dare notizie, novità che arrivano sul fronte Messina. Ci auguriamo che molto presto possa essere sciolto il nodo dell'allenatore e da lì poi cominciare chiaramente a programmare la nuova stagione. Sergio, buon pomeriggio allora. Grazie, buon pomeriggio Angelo. Sciolto comunque questo nodo che ormai sembra avviato verso la riconferma, ormai appare più che certo, insomma, sotto questo profilo. Giacomo Modi, che tra l'altro aveva riscosso l'interesse della Reggio Calabria, che è impegnata nel campionato di Serie D. Bene, bene, grazie a Sergio pomeriggio. Colosi, buon pomeriggio a te, ci fermiamo qui con Anteprima Corner, fra qualche ora ci ritroveremo con Corner alle 20:45 sempre su Telecolor e accenderemo i riflettori soltanto sul Catania. A tutti ancora un buon pomeriggio a voi.